Buongiorno e buona domenica. Erano 2 mesi, ragazzi, che non facevo il ragù. Mi sentivo in manca all'aria, ma mancavo il respiro, perché per me la domenica, se non c'è sul ragù, con po' fuoco, che pappulea e che adoro tutta la casa e che sta bella salsa, per me non è domenica. Io lo faccio così. Voi, se vi piace, pigliate carta e penna e seguite a me. La prima cosa, ci messo una bella caccavella con un po' di fuoco, con la cipolla, e mo ci metto un bello filo ruoglio, diciamo un filo ruoglio, ci metto mezza bottiglia di olio, perché un ragù a me mi piace che dammi il panno ruoglio a coppa, bella nera, cipollina e tanto olio, in a misura niente, faccio queste cose a occhio. Qua ho preparato le bracciole, l'uvetta, i pignoli, un prosciutto e pecorino. Lo faccio una bella arrotolata e poi ce le tuffo nell'olio bollente con la cipollina. Lo faccio aprire e uno. Ecco qua, le 2 bracciole sono pronte. Ci vado a buttare nell'olio bollente. Insieme alle bracciole ci butto anche qualche pezzetto di carne. Vedete, questo è un primo taglio, si chiama un muscolo. Guardate com'è bello, tenero e 2 belle salsicce. Ecco qua, mo vado a fare una benedizione con vino. Ecco qua, un po' di vino bianco e fate sfumare. Ecco qua, adesso aggiungo le bottiglie di salsa, 1 e 2. Ora recuperiamo un altro po' di salsa con un po' d'acqua e sciacquiamo le bottiglie. Aggiungiamo un po' d'acqua, un po' di sale e un po' di basilico, questa è la già sciappata con la pianta mia, fresca. E mo facete una bella miscata, un bello misca francesca di ragù di stavolta. E così lo fate cuocere per 2, 3 ore, 4 ore, a vostro piacimento. Io lo faccio diventare, come diciamo a Napoli, un ragù ad essere nero. Io stasera mi faccio un bello gnocca sorrentino, ma voi volete fare un giro al ragù, un rigatone, quello che volete voi. E mo, buona domenica a tutti quanti.